grazie di essere presenti. Oggi parliamo di psicologia giuridica, ma prima di una brevissima fulminea introduzione, io direi che ci sono un paio di saluti istituzionali che danno sempre valore alle nostre attività e quindi io per primo chiamerei il padrone di casa, l'assessore Antonio Bressa, che oltre ai suoi, un amico della nostra professione, della nostra comunità professionale, così come il sindaco. Antonio, quindi. Sì, esatto. Grazie Alessandro, buongiorno a tutti. Devo dire che è sempre un piacere venire qui a trovarvi e le occasioni non mancano, per cui questa è anche l'occasione per congratularmi con l'Ordine per la quantità di occasioni di incontro, di approfondimento che vedo che sono molto spesso calendarizzate. Noi quando possiamo siamo qui per dimostrare la nostra piena vicinanza e collaborazione come amministrazione comunale rispetto a un ruolo importante che è quello che gli psicologi ricoprono all'interno del nostro territorio. Molto spesso in queste occasioni ricordiamo quanto siano profonde le radici che legano la città di Padova con il mondo della psicologia, con l'Ordine degli Psicologi del Veneto, quanta ricchezza viene prodotta dalla vostra professione in termini di diffusione di benessere e di salute all'interno della nostra società, della nostra comunità, quanto importante sia il ruolo negli ambienti di lavoro, no? Per esempio degli psicologi per il benessere negli ambienti lavorativi, ma non sempre ricordiamo quanto importante sia il ruolo della psicologia anche all'interno di settori che sono alla base della nostra convivenza civile, quindi il sistema della giustizia, il sistema della sicurezza. Quindi mi congratulo per aver focalizzato il tema della giornata su questi ambiti che ci ricordano come il contributo della psicologia possa essere veramente esteso a tanti settori che sono alla base della convivenza della nostra comunità ed è quello a cui noi come amministratori pubblici teniamo di più, per cui non posso far altro che rinnovare la mia vicinanza e augurarvi buon lavoro. Grazie. Grazie Antonio. Abbiamo anche l'avvocato Fartucello dell'Ordine degli Avvocati di Padova. Noi abbiamo credo il primo ordine con cui siamo andati a contatto solidamente anche con convenzioni sia stato quello dei giornalisti, poi è arrivato quello dei medici, specialmente quello di Venezia, il cui presidente poi è diventato vicepresidente nazionale, Giovanni Leoni. Adesso, in un anno e qualcosa, stiamo lavorando con gli ordini degli avvocati, quindi si crea anche questa rete tra professionisti. Grazie Presidente, sono in scadenza quindi purtroppo questo dimostra che quindi scadiamo come il latte. Non posso che ringraziare, sarò abbastanza formale, scusate, veloce, non posso che ringraziare l'Ordine degli Psicologi del Veneto e il Presidente che appunto è qui presente per il gradito invito a questo importante simposio. Ecco quindi i saluti del nostro Presidente dell'Ordine, l'Avvocato Francesco Rossi, che indegnamente oggi rappresento, quale ahimè consigliere anziano in prorogatio a fronte dell'imminente scadenza del mandato del Consiglio attuale. Oltre al saluto che porgo tutte le autorità intervenute e presenti, vorrei anticipare il senso del mio intervento alla tavola rotonda che nel pomeriggio si terrà, se un senso può avere il mio intervento, per parlare della Carta di Treviso, intervento che concentro con una provocazione come mio uso e un invito. Ho un ricordo lontano, sono consigliere anziano, di un film degli anni 70 di Marco Bellocchio, interpretato da grandissimi protagonisti, Gianmaria Volonté su tutti, invito i più giovani a guardarselo, non si perde mai nulla, e si tratta, lo ricorderete un po' i più anziani come me, del film Sbatti il mostro in prima pagina. Direte che cosa c'entra con la psicologia e la giustizia? E rispondo veramente in 2 battute. C'entra come i mass media oggi c'entrano con il processo e con coloro i quali diventano, grazie proprio ai mezzi di comunicazione, protagonisti più o meno inconsapevoli o consapevoli di un reality, siano essi giudici, avvocati, parti o consulenti tecnici, tutti presi dalla smania di apparire. E allora mi chiedo, è giusto che i soggetti processuali, perché questa è la terminologia che si usa nel processo, nelle regole processuali, tramite la cronaca diventino protagonisti
e non solo rimangano, come deve essere, soggetti processuali? E la risposta cerco di trovarla ancora nel testo e nel titolo di un film che invece anche i più giovani sicuramente hanno visto, di un nostro conterraneo purtroppo prematuramente scomparso, come il regista Carlo Mazzacurati. E il film è La giusta distanza. È mia viva speranza che il senso di questo convegno, grazie anche al prezioso contributo degli psicologi che sono presenti, sia riportare alla giusta distanza con sguardo oggettivo il ruolo di chi vive la tragedia soggettiva del processo. Buon lavoro a tutti e grazie dell'invito. Grazie. Poi ci ritroviamo in tavola rotonda. Antonio, ovviamente noi pensavamo che la città ti impegna, però se poi abbiamo una tavola rotonda istituzionale 3:30, se passi un caffè c'è sempre, però non oso, figurati. Bene, un secondo, siamo in tempissimo, una cosa meravigliosa, quindi un minuto per il razionale di questo convegno. Allora, qualche anno fa, viene fatta la domanda di attivare un gruppo di lavoro di psicologia giuridica per vedere se si possono fare delle buone prassi, se si possono fare dei documenti, se si può creare una sinergia con gli avvocati, e l'ordine dice va bene, è una cosa buona, quindi si fa. A quel punto il gruppo lavora, poi alcuni dei risultati di questo gruppo, io devo ringraziare la coordinatrice esterna, non del consiglio, del gruppo, la dottoressa Gabriele Dal Monte, che è stata l'animatrice irresistibile di questa operazione fin dall'inizio. E poi, fatti i documenti e fatto tutto, ci prendiamo, diciamo, ok, presentiamoli ai colleghi. Bello. Tra l'altro, anche per rotazione, siccome ero anche quello che se ne occupava di più, il coordinatore interno di quel gruppo sono stato direttamente io, cosa che poi non succede mai perché gli impegni sono sempre tanti, ma in questo caso l'ho fatto volentieri. Allora presentiamo ste cose ai colleghi. Dopodiché cominciamo a dire sì, però c'è un problemino sulla deontologia, bisognerebbe fare un punto sulla deontologia in ambito giuridico forense, che da una parte è molto complessa, dall'altra è inutile negarlo, ma qualunque presidente di ordine degli psicologi d'Italia vi dirà che i casi di deontologia arrivano, se non al 90%, all'80% dall'ambito giuridico forense, ma è anche per la sua struttura, e ovviamente ci sono di mezzo gli avvocati, c'è gente che litiga spesso, gente che conosce le leggi e quindi è un ambito che perdona poco, è un ambito molto 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 preciso, in cui bisogna essere ancora più precisi degli altri ambiti in cui già la domanda di professionalità è alta. E dopodiché cominciamo a dirci, ma in effetti potremmo anche parlare delle varie cose che può fare lo psicologo nell'ambito forense, potremmo anche parlare dei diritti e dei doveri, quindi anche la annosa, ormai in realtà praticamente superata, ma qualche sacca ancora si trova, questione della diagnosi dello psicologo rispetto allo psichiatra nelle consulenze tecniche. E dopodiché ci diciamo, ma abbiamo dei colleghi che sono nelle forze dell'ordine, e queste sono esperienze da far conoscere, e dopodiché ci siamo detti però dobbiamo sentire le altre parti, se no ce la suoniamo e ce la cantiamo, non è qualcosa che arricchisce la nostra professione. Allora gli amici della magistratura, gli avvocati, i giornalisti, ecco, praticamente è venuto fuori una roba che non stava più in locandina, perché è diventato da una cosa specifica, presentazione di un gruppo di lavoro con eventualmente un'aggiunta di deontologia, una volontà da parte dell'ordine, che però cerca di prendere le istanze della comunità professionale, di allargare alla comunità, presente poi anche in video, la consapevolezza di tutto quello che può essere fatto in quest'ambito, che è vastissimo e che rappresenta una possibile fonte di lavoro per i professionisti, quindi consapevolezza di tutto ciò che si può fare, di tante cose che si possono fare, e però anche un monito a tutti noi del fatto che si tratta di un ambito molto delicato e molto complesso, in cui è necessario che il livello professionale di tutta la nostra categoria sia estremamente alto.
In questo ambito il principio anche sancito dalla legge, secondo cui i professionisti liberali o ordinistici che dir si voglia debbono agire in scienza e coscienza, tradotto fare quello che si sentono seriamente di saper e poter fare, è assolutamente fondamentale, anche perché io sono fondamentalmente contrario all'idea che l'azione di uno necessariamente influisce su tutta la categoria. Cioè, uno psicologo che si comporta male, ma anche a livello penale o a livello deontologico, a livello anche estremamente male, non porta giù tutta la categoria degli psicologi. È una persona che si è comportata male, come può esserci tra i medici, tra gli infermieri, tra non professionisti ordinistici, ecco, gli italiani. Allora, c'è gli italiani, non gli italiani, chi è che si comporta peggio? Non credo a questi giochini. Cioè, ognuno è responsabile per se stesso. È anche vero che il sistema giuridico forense è estremamente compatto e non è così vasto. Quindi, quando uno o due professionisti psicologi, per anche non conoscenza dell'ambito o per aver provato qualcosa che non sono magari eventualmente sufficientemente formati, cominciano a non essere a livello degli altri, allora c'è un problema in questo specifico ambito possibile di credibilità della nostra professione. Quindi abbiamo ritenuto che una giornata come questa, che ha degli aspetti divulgativi, cioè il programma enorme e tutta la giornata è perché vogliamo mostrare tanti ambiti e tante esperienze, ma anche dei focus, perché comunque non è divulgazione al pubblico, ma è divulgazione tra professionisti, sia l'inizio di una discussione su questi temi che noi dobbiamo portare avanti, perché, ripeto per l'ultima volta, l'ambito è fondamentale, è importantissimo per noi, è anche uno di quelli che in questo caso porta prestigio alla professione. Ecco, non credo sui singoli, ma credo che occupare certi ambiti, la sanità pubblica, l'ambito giuridico forense, porti prestigio alla professione, perché se non te lo fanno fare come professione vuol dire che non vali, ma noi ce lo vogliono far fare, è previsto dalla legge in parte, ma è qualcosa che viene anche richiesto. La partecipazione dei relatori a questo convegno è una prova ulteriore, non siamo tutti psicologi, c'è volontà di confrontarsi con la psicologia. Dicevo, il partecipare, l'essere presenti in questi contesti è fondamentale, porta anche lustro alla professione che poi ha ricadute positive in 1001 modi. D'altra parte dobbiamo essere consapevoli che è delicato, quindi dobbiamo vedere oggi i contenuti, ma soprattutto non chiudere e terminare la discussione su questi temi oggi, ma portarla avanti, perché è un ambito in costante evoluzione. Dobbiamo anche conoscere bene le leggi e pensare a che cosa cambia per noi, perché poi spesso abbiamo anche l'ultimo problemino che voglio far notare, che a volte lo psicologo si focalizza molto sulla prestazione psicologica ma poco sul contesto giuridico, quando in realtà il contesto giuridico ci dice quali prestazioni psicologiche o no possiamo fare. Ora, senza entrare nel merito che sia una roba buona o una roba cattiva, per fare un esempio semplicissimo, se passa il DDL Pillon, la presenza degli psicologi in ambito di affido cambia fondamentalmente, nel senso che da una prestazione a priori, da una prestazione che viene prima dell'affido per determinarlo, si ha una prestazione esclusivamente valutativa di quello che è un affido automatico. Bene, male, non è mio mestiere, il CNOP, il Consiglio nazionale, che è quello che si occupa delle robe nazionali e si interfaccia con il Parlamento, il governo, ha detto la sua. Non è mestiere mio, quindi non voglio entrare nel merito, però sicuramente la nostra stessa presenza in tutte le cause di affido cambia in maniera radicale. Per cui oggi non è un punto di arrivo, è un punto di arrivo per il gruppo di lavoro che presenta i lavori che ha fatto, ma per la nostra comunità professionale ci tengo che sia un punto di inizio per
ragionare e mantenere la discussione su questi temi alti, anche perché non ci si può riposare veramente se si perdono di vista per 2 secondi, sono come i bambini, poi lo trovi come è cresciuto, ecco, non era così prima, adesso è così, per cui avanti, e io confido molto sulla capacità plastica della nostra comunità professionale di creare attenzione e di condividere questa attenzione, perché poi se ci si parla, ci si confronta, allora si crea una coscienza, una conoscenza condivisa e si riesce veramente non solo a monitorare, ma anche, nella misura in cui è possibile, a governare i processi e ad esserci dentro come una comunità che vale, una comunità che ha la sua da dire, che ascolta e che viene ascoltata. Questo è il mio augurio, oltre a quello che abbiamo tutti una buona giornata di studio. Quindi grazie e iniziamo con Tiziana Magro e Luisa. Abbiamo... Sì, abbiamo, te la faccio presentare giustamente perché poi moderi.